L'Auditorium Vittorio De Sica di Sora ha ospitato sabato 17 febbraio la presentazione del libro I Volsci, un popolo liquido nel Lazio antico, a firma dell'autore Massimiliano Di Fazio, docente di archeologia dell'Italia preromana ed etruscologia presso l'Università degli Studi di Pavia. Il professor Di Fazio, che coordina un'equipe di ricercatori impegnata nello studio della necropoli volsca di Pofi e di altri siti di età arcaica nel territorio della provincia di Frosinone, ha appassionato tutti i presenti con un'interessante lezione sul tema dei Volsci e dei rapporti con gli altri popoli italici. Parlare di Terra dei Volsci è una cosa molto suggestiva, però poi bisogna anche un pochino andare a capire meglio dal punto di vista storico, della cultura materiale, che cosa intendiamo per Terra dei Volsci e prima ancora il vero problema è che cosa intendiamo per Volsci, perché è tutto lì il nodo della questione, diciamo, perché spesso è un'etichetta che viene utilizzata in maniera un pochino ampia, un pochino onnicomprensiva, invece bisognerebbe cercare di capire bene quando le fonti letterarie parlano di Volsci, i greci e i romani, che cosa intendessero. Ecco, la chiacchierata di oggi è un po' anche le mie ricerche, il mio libro sono incentrate proprio su questo problema, che è una questione di metodo e di teoria prima ancora che poi di storia, di cultura materiale. C'è una volscità diffusa un po' in tutto il Lazio meridionale, che è una cosa molto positiva e che da certi punti di vista è un po' il frutto anche di un orgoglio, no? Delle radici, di tutto un discorso che è assolutamente legittimo ed è una cosa che negli ultimi anni si sta anche intensificando da un certo punto di vista, sempre un discorso di riscoprire le radici, la parte più antica della propria storia, e questa è una cosa molto, molto giusta e sacrosanta, che va anche incentivata nel momento in cui si associa ad una conoscenza corretta dei termini della questione. Questa è la cosa importante e oserei dire anche sarebbe bello se questo orgoglio per la tradizione locale, per la storia locale, non rimanesse poi un pochino miope di fronte a un certo tipo di valorizzazione del patrimonio culturale che andrebbe tenuto in considerazione. Dovrebbero andare di pari passo queste due cose, e ogni tanto nel nostro amato Lazio meridionale queste cose non succedono, ecco. L'incontro con il professor Di Fazio rientra nel ciclo di seminari di archeologia e storia antica organizzati dall'Università Popolare di Sora. Nell'ambito dei seminari che da qualche anno conduco per l'Università Popolare in tema di archeologia e storia antica, questo sabato, il secondo del ciclo di seminari che appunto ho inaugurato per il 2024 lo scorso sabato, è dedicato quest'anno, almeno nella sua prima parte, proprio al tema dei popoli italici e dei Volsci in particolare, popolo che riguarda da vicino le nostre radici. Oggi abbiamo come ospite il professor Massimiliano Di Fazio, docente di archeologia dell'Italia preromana e di etruscologia all'Università di Pavia. Questo rapporto dell'associazione Università Popolare con le università degli studi presenti sul nostro territorio è nell'ottica di offrire un valore aggiunto specialistico ai tanti appassionati che seguono i nostri corsi e che hanno raggiunto ormai un livello di conoscenza tale, insomma, da potersi addentrare in maniera ancora più specialistica alla materia. L'Università Popolare di Sora, con l'appuntamento di oggi con il professor Di Fazio dell'Università di Pavia, prosegue un lavoro di studio e di approfondimento che è partito nella primavera del 2022 con la prima lezione tenuta dal professor Bidditto sulla prima popolazione del Lazio meridionale. La nostra Manuela Cerqua già in quell'anno aveva avviato un corso che ha trattato in 3 momenti distinti i tempi, diciamo, dalla più antica popolazione fino alla romanizzazione del territorio. Quello che si discute, quello che si cerca di approfondire, come dice il professor Di Fazio, è l'insediamento esatto
porto, quindi i confini diciamo, delle terre occupate dai Volsci, addirittura chi siano, cioè è importante saperne di più per definirne meglio l'identità. La lezione di oggi ci aiuterà a fare un passo avanti. A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Sora il consigliere Francesco Corona. Oggi una giornata dedicata al popolo dei Volsci è una straordinaria occasione per conoscere quello che è il nostro passato ultramillenario. Io credo che eventi come quello odierno siano importantissimi in quanto conoscere il nostro passato è fondamentale per apprezzare il nostro presente, quindi ci tengo a ringraziare e complimentarmi con il professor Di Fazio dell'Università degli Studi di Pavia e la consigliera Cerqua per l'impegno, per la professionalità e la passione con la quale ci fanno conoscere quelle che sono le nostre origini. Quindi ecco, il rapporto del comune con l'università, con la comunità universitaria è per questo importantissimo e quindi è una strada che certamente continueremo a seguire.